Michele Catanzaro, parlamentare regionale del PD. Ecco, un momento importante oggi che il PD ha ritenuto di celebrare qui a Realmonte sulle ragioni, insomma un gioco di parole con quale obiettivo sostanzialmente, che vedrà anche la presenza del ministro Guerini, ma di tanta gente di livello del PD. Sì, è una bella giornata di festa, perché appunto il titolo è una buona regione. Noi vorremmo oggi raccontare quello che il gruppo parlamentare del Partito Democratico in questi anni come gruppo di opposizione all'Assemblea regionale ha svolto un ruolo proprio per cercare di dare un contributo al miglioramento di questo nostro territorio, e soprattutto vorremmo anche raccontare quello che è il presente ma soprattutto il futuro di questo partito che vuole fare. È chiaro che oggi vorremmo anche che ci venisse dal territorio qualcosa che per noi è fondamentale ed importante per poter essere interlocutori e cassa di risonanza all'interno del Parlamento regionale. Ecco, questa è la giornata, come ha detto lei avremo la presenza del ministro Guerini, ma non soltanto, perché oggi c'è il senatore Alessandro Alfieri, ma anche la capogruppo al Senato Simona Malpezzi, in più i nostri deputati regionali, nazionali, quindi è un giorno, lo definisco io, un giorno di festa, è un giorno importante per il nostro territorio siciliano, ma dico io per la nostra provincia di Agrigento. Ecco, si costruisce, si pensa e si progetta, come avete scritto voi nel vostro slogan di invito oggi qui a Realmonte, anche in vista del prossimo appuntamento elettorale. Ecco, quale sarà il ruolo in questo senso? Sì, noi innanzitutto partiamo dalla condivisione e quando si parla di condivisione significa che bisogna ascoltare proprio per costruire, progettare, e allora questo deve essere la nuova svolta, cioè ascoltare dal basso i territori per poi poter essere noi interlocutori di questi feedback che ci arrivano. Ecco, noi abbiamo voluto promuovere questo evento partendo dalla provincia di Agrigento e spero che questo evento possa diventare un evento su tutte le province come gruppo parlamentare che lo stiamo sponsorizzando. Ecco, l'ultima domanda sulla finanziaria, tutti contro, ma alla fine ogni parlamentare ha portato a casa qualche cosa, qualche piccolo regalo. Ecco, non crede che ci sia una dissonia tra questo? Ma guardi, questo secondo me è un qualcosa che dovrebbe chiedere al governo regionale, alla maggioranza. Noi abbiamo fatto il nostro ruolo come gruppo di opposizione, abbiamo detto che ci sono delle mancanze enormi in questa finanziaria, poi è chiaro che abbiamo cercato anche di essere presenti sui territori per dare attraverso il nostro lavoro, come io ho dato il mio contributo anche a questa città, forse è il caso proprio della città di Realmonte, dando il mio contributo proprio per cercare di completare quelle che sono delle opere incompiute che molti sindaci si ritrovano a dover affrontare le emergenze. Ecco, secondo me c'è un grande problema del governo regionale che non riesce ad affrontare i problemi reali che sono partiti dalla loro campagna elettorale, ma che di fatto non sono mai stati affrontati, soltanto sfiorati, ma poi non c'è stata la volontà politica, come ad esempio i consorzi di bonifica, i forestali. Quindi dico, sono tutti temi che sono stati lanciati in campagna elettorale ma inevasi. Ecco. Allora, Alessandro Alfieri, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Esteri al Senato. Oggi un momento di riflessione, di impegno, di progettualità del PD qui ad Agrigento in provincia. Ecco, con quali obiettivi, quali scopi pensa di raggiungere il PD anche a livello nazionale, ma partendo anche dalla Sicilia, considerando che tra qualche mese si andrà al voto? Ma diciamo chiaramente, Musumeci ha fallito, non è in grado di costruire un progetto per la Sicilia del futuro, non vanno d'accordo all'interno del centrodestra, non lo vogliono i partiti del centrodestra, noi dobbiamo costruire un'alternativa che parta dal Partito Democratico. Oggi qui sono presenti parlamentari, consiglieri regionali, amministratori locali proprio per pensare come valorizzare i tantissimi soldi che il Partito Democratico con il progetto del PNRR è riuscito a portare in Italia. Ecco, vorremmo che fossero spesi in Sicilia, il 40% è dedicato al sud, per infrastrutture, transizione ecologica, per progetti di rigenerazione urbana, di attrattività turistica, perché sono posti meravigliosi, anche qui dove siamo ci affacciamo, abbiamo la Scala dei Turchi. Ecco, vorremmo che ci fossero strutture all'altezza, servizi all'altezza, i soldi ci sono, c'è la capacità di spenderli bene. Ecco, Musumeci ha dimostrato di non saperli spendere.
noi vogliamo costruire a questo punto un'alternativa con i nostri amministratori locali. Ecco, il ruolo di base riformista qual è all'interno anche del PD, considerando che avete la vostra espressione nel ministro anche Guerini? Noi lavoriamo per mettere insieme tutti coloro che hanno cultura di governo, che hanno voglia di misurarsi con le sfide. A noi non interessano gli slogan populisti per magari prendere qualche voto in più ma che poi non rimane niente. Noi vogliamo costruire progetti concreti all'interno del PD, che è un partito plurale, vogliamo dare il nostro contributo e lo facciamo unendo, mettendo insieme persone, amministratori locali che si scambiano pratiche positive. Però vogliamo parlare ai cittadini, in questo momento sono spaventati, preoccupati dall'aumento delle bollette. La nostra battaglia come PD dei 200 euro in più che adesso a luglio arriveranno nelle tasche dei cittadini anche siciliani è dovuta a una battaglia del Partito Democratico per pagare le bollette, l'aumento dei rincari. Quindi le piccole questioni quotidiane ma anche i grandi progetti per le infrastrutture, per l'attrattività turistica, per la rigenerazione urbana, che qua al sud sono decisivi per fare un salto di qualità. Simone Di Paola, segretario provinciale del PD, base riformista, oggi si riunisce qui ad Agrigento al Madison con una progettualità, pensa, progetta, costruisci, un obiettivo sicuramente molto ambizioso. Si riunisce, mi permetto di dire, tutto il Partito Democratico su iniziativa di un'area culturale importante qual è quella di base riformista, ma abbiamo chiamato a raccolta tutto il partito, saranno presenti le massime rappresentanze politiche ed istituzionali del nostro partito, regionali e nazionali, per lanciare alcuni grandi messaggi, che il nostro partito recupera la dimensione che gli è propria, quella di una grande forza propulsiva capace di elaborare progettualità, capace di elaborare visione politica e di offrirla al territorio. Organizziamo ad Agrigento anche per dare un segnale a questo territorio. Il nostro partito non è più periferia della geografia politica della nostra provincia, ma torna ad essere centrale nel gioco politico del nostro territorio. Lo comprova il lavoro che stiamo facendo capillare comune per recuperare un partito che dovunque torni ad essere protagonista della vicenda politica, e la presenza, l'attenzione di tante istituzioni oggi lo dimostra e comprova il buon lavoro che stiamo facendo, anche grazie al nostro parlamentare che davvero si sta dimostrando una forza della natura, una spanna in più rispetto a tanti altri parlamentari di questo territorio. Ecco, fra poco più di un mese si voterà alle amministrative, voi presenterete liste, spesso il PD non presenta liste col proprio simbolo ma sotto l'egida di liste civiche, una sorta di, non lo so come dire, come mai? No, invece le devo dire che questa volta è già dalla scorsa tornata elettorale, come dimostra la vicenda di Favara, il partito si sta presentando con l'orgoglio della propria identità. In tutti i comuni dove andremo al voto con il proporzionale, ma anche con il maggioritario, penso a Campobello di Licata, noi ci presentiamo con il nostro simbolo, perché non abbiamo niente di cui vergognarci, siamo una grande forza politica, la prima forza politica del territorio nazionale, e quindi ci candidiamo con il nostro simbolo, con la nostra bandiera, con i nostri valori, senza nasconderci, perché siamo anzi orgogliosi della nostra identità. Ecco, lo stato di salute qual è attualmente? C'è stata anche qualche polemica con Giovanna Iacono che dice che non l'avete invitata ma l'avete inserita nel programma ugualmente. Guardi, lasciamo perdere le polemiche, oggi non è giornata di polemiche, è giornata di festa, di riflessione, di discussione. Il partito sta provando a rialzarsi, a recuperare con il contributo di tutti, di tutte le rappresentanze di questo partito, sta provando a recuperare condizioni di unità. Qui o ci mettiamo in testa che uniti si possono raggiungere grandi risultati oppure siamo destinati a scomparire, e siccome io sono convinto che questa consapevolezza alberga nel cuore di tutti, sono convinto che la stagione che si è aperta con il Congresso e che sta procedendo speditamente recupererà al Partito Democratico la condizione che gli è propria, quella della prima forza politica del Paese anche in provincia di Agrigento. L'ultima domanda, su Sciacca si gioca una grande partita, lei insomma è di Sciacca, quindi consigliere comunale, ecco, qual è l'indicazione? Ci sono stati vari problemi, insomma a Sciacca che decisione avete preso? A Sciacca abbiamo recuperato una grande unità politica intorno alle forze democratiche e di cambiamento della città, individuando la sintesi nella candidatura di Fabio Termine, che è un giovane straordinario, un consigliere comunale uscente di grande talento, di grande forza politica, ma io le dico che stiamo giocando una partita in tutti i comuni, la stiamo giocando a Palma di Montechiaro dove candidiamo
un altro giovane di grandi capacità come Salvatore Manganello, ricandidiamo Santino Borsellino a Cattolica Eraclea dove giochiamo una partita per tornare a governare la città, candidiamo Antonio Pitruzzella a Campobello nel segno della continuità, anche a Bivona lanciamo la sfida, ad Aragona, quindi stiamo giocando una partita dappertutto e quindi io le dico che non solo a Sciacca ma in tutti i comuni dove si vota il Partito Democratico giocherà una partita e la giocherà al meglio delle sue possibilità. Mona Malpezzi, la Presidente del gruppo dei senatori del Partito Democratico. Oggi qui ad Agrigento al Madison Real Monte Scala dei Turchi il Partito Democratico è presente in massa con la vostra anche corrente base riformista, con quali obiettivi, senatrice? L'obiettivo nostro è parlare a tutti, il Partito Democratico è il partito che si rivolge ai sindaci, agli amministratori, che vuol far sentire la sua vicinanza ai nostri amministratori locali che sono i protagonisti oggi della sfida più importante che è quella del PNRR e quindi noi qui parleremo anche di quello, delle ricadute e delle possibilità di superare davvero le disuguaglianze, però ci vogliono amministratori bravi, competenti, il PD sa sempre che può metterne in campo di validi e noi siamo qui a sostenerli. Voi esprimete anche il Ministro della Difesa che oggi interverrà in videoconferenza, ecco, è un momento anche difficile per il sostegno alle armi, insomma un sostegno fattivo all'Ucraina. Il Parlamento ha votato all'unanimità quella risoluzione che unanimemente appunto consente al nostro Paese di aiutare un popolo che è stato aggredito e questo aiuto è un aiuto che ci vede protagonisti insieme a tutti gli altri Paesi europei e insieme agli alleati della NATO, quindi niente che non sia stato fatto con l'accordo del Parlamento che, ripeto, ha votato all'unanimità con una risoluzione che dice anche che il Governo al massimo ogni 3 mesi deve venire in Parlamento per raccontare che cosa sta succedendo e uno dei primi passaggi il Ministro Guerini l'ha già fatto la scorsa settimana nelle commissioni, lo farà il Presidente Draghi il 19 proprio partendo dal Senato e poi andando alla Camera. Ecco, il sostegno a Draghi da parte del PD è importante, è incondizionato, ma stiamo vedendo che i venti di guerra purtroppo con 5 Stelle insomma non lasciano presagire un buon futuro. Ma io ribadisco le parole che ha detto anche ieri il nostro segretario Enrico Letta, le tensioni anche tra alleati in un momento difficile, in un momento in cui la discussione c'è, sono anche normali, non dobbiamo nasconderci dietro un dito, però è importante ricordare che costruire insieme mattone su mattone può rendere il centro-sinistra un campo più forte, perché poi io mi sento più tranquilla quando ad amministrare siamo noi e quindi uniamo le forze e proviamo a lavorare tutti insieme. Ecco, quale sarà il futuro del PD? Si parla anche di un ricongiungimento di articolo 1, insomma di aree che sono andate via. Ci può essere un grande PD ritorno al futuro, considerando che attualmente insomma, il PD con il partito di Meloni siete i primi come sondaggi? Noi stiamo lavorando per costruire quello che continuiamo a definire il campo largo, che è uno spazio ben delimitato però pur essendo ampio, perché dice chiaramente chi sta dall'altra parte, cioè chi non condivide determinati valori e che quindi non potrebbe costruire con noi una serie di politiche. Noi guardiamo chi può costruire con noi quelle politiche che danno risposte ai cittadini, che mettono i cittadini al primo posto e quindi speriamo davvero che in questa costruzione, che non è semplice ma che ci deve essere, si possa così raccogliere un fronte a favore dei cittadini italiani, che è quello che vogliono. Filippo Marciante, Presidente Commissione regionale di garanzia del Partito Democratico siciliano. Una giornata importante oggi questa a Real Monte che vede il PD unito per rilanciare, per creare delle nuove soluzioni in vista anche delle prossime politiche. Quali sono i vostri obiettivi? Questa è la nostra comunità, una comunità che ritrova vecchie e nuove motivazioni per continuare a compiere il percorso che ci compete di leader, partito leader nel centro-sinistra. I nostri obiettivi sono riunire il centro-sinistra, vincere le elezioni, stare accanto alle nostre comunità ed essere pronti a coinvolgere tutti nel progetto dell'unità del centro-sinistra. Ci sono 2 comuni importanti in provincia di Agrigento dove si vota con il proporzionale, Sciacca e Palma di Montecarlo. Saranno 2 battaglie difficili. Lei che vive
vive direttamente in un territorio importante come Sciacca. Come affronterete questa competizione? Affronteremo in questa maniera, affronteremo la comunità unita cercando di rinnovare ancora di più l'appartenenza al partito. Stiamo coinvolgendo una nuova classe dirigente che oggi è qui presente e permettetemi di dire che questo è il frutto di un lavoro che viene da anni di impegno politico. Palma di Montechiaro e Sciacca avranno le liste del Partito Democratico al massimo della loro rappresentanza e al massimo della nuova forma di fare comunità del Partito Democratico. Oggi il Partito Democratico è una nuova risorsa per le nuove generazioni.